Buonasera, ben chatats a Novis, con voi alle scattate l'obbligo dal Green Pass perché lavora in tal mondo dalla scuola, per tutti che vogliono mettere piti in università, perché viaggiano sui treni interregionali o di alta velocità, sugli aerei, anche in le rotis nazionali e sugli SNAFs. Spietante le piattaforme uniche, le scuole sudinesi si sono organizzate sui controlli a man, con l'app che ha adoprato. Nessun problema si è registrato alle scuole superiori dalla capitale furlane, se non qualche ritardo tal entra. Per ciò che riguarda la ferrovia, non le obblighi dalla certificazione verde sui treni regionali. Qui che sarà chiattato su un convoy di alta velocità o interregionale, c'è Green Pass, alvarà di dismontare alle prime stazioni. Fallimente dalle manifestazioni no Green Pass in Friuli, Vignesi e Giulie. Sotmire a ieri in le stazioni ferroviarie di Trieste, Udine, Pordenone, Tisane e Monfalcone. La capitale furlane a protestare non si è presentata quasi nessuno. Vi è parlagnot, in tanti gruppi Telegram e WhatsApp, dulac al correvel malcontente, e è stata una crevadura tra cui che voleva protestare e cui invece che aveva miglior altri manieri di far sentire la sua contrarietà. Fatta lei che il grande concentramento di fuarcis dall'ordine è stato per fortuna inutile a Trieste, dove 20 persone si sono presentate davanti dalla stazione cui strissons e corse. Ma l'idea di fermare i treni di alta velocità è stata subito lasciata di bande. Prin di scuole per il Green Pass. Di mattina parla dentro in istituti scolastici della regione si è sconosciuti in mostre la certificazione verde in scuole secondarie di Udine. Non è stata nessuna situazione critica, fur di qualche rallentamento per controllare il pass. Dal 13 di settembre e sarà pronta la piattaforma alla sclarito il dirigente scolastico dal liceo Stellini Luca Gervasutti e questi discomuz è la RAN a Mancul. Altri 2 vittime per il Covid nell'estere regione dalle ultime 24 ore. Sono stati registrati anche 141 nuovi infettati a fronte di 9.932 tamponi tra molecolari e antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono calate a 12, intanto che sono 53 che ricoverati da gli altri reparti. Sono venuti fuori anche i casi di positività di un infermiere dalle aziende sanitarie dal Friuli occidentale, di un operatore di una chiesa di ricovero per anziani dalla zona di Udine e di 5 persone tra gli ospici di chiese di ricovero Bandis di Trieste. Vie libere all'uso dai tamponi salivars in Friuli, Vignesi e Giulia. Il 1 di settembre si può adoperare al posto dai tamponi tradizionali. Veniranno adoperati dal mondo della scuola, in particolare in tai confronti dai studenti, alla dita il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. È un sistema un'evore più svelto e manco il fastidioso di che gli altri. Prin colp di teatri per le elezioni amministrative dal 3 e 4 di ottobre. E è saltata la candidatura a sindaco di Pordenone di Anna Ciriani, che pure aveva consegnato le liste spartimpe da la commissione elettorale. Non varesse doprati sui giusti e al mancheresse anche un timbri. Come la Ciriani e altri dis di timpe per fare ricorso quintri di questa decisione. E la professore ha già panduto la volontà di fare di tutto per convalidare la sua candidatura. Altri migranti sono stati schiattati di mattina dall'aeroporto di Fernetti. Sono 50 cittadini
foreste di diverse nazionalità. Sono state individuate dalla polizia anche a San Durli della Valle e sono state portate dalla struttura di Fernetti lì dalla polizia di confine per fare il screening sanitario e le pratiche di identificazione. L'aggregazione e il lavoro di squadre sono le uniche strade per restare competitivi. Alle ciò che pensa la Regione sul settore zootecnico, il pericolo è che sarestino, ognuno per conto suo, le aziende non rivedono a restare sul mercato, al conte l'assessore regionale Zagner, sentinlo. La Regione ha tutto l'interesse a mantenere, difatti sta mettendo un lavoro di base proprio su che è la possibilità di sostenere le aziende zootecniche, che hanno di 19 milioni già entro quest'anno, e con la possibilità invece per le slatterie si intenderanno mettersi insieme e cercare di lavorare insieme per arrivare sul mercato miei, potrebbero essere altri 10, 20, 30 milioni, dipende da che decideranno di stare insieme. Questa secondo noi è l'unica strada possibile per arrivare a stare sul mercato e quindi a continuare a avere le stalle sverte che vogliono ricordare a tutti. Sono le stalle che tutti pensano dal 1800, sono cresciute, sono migliorate, sono diventate, come si dice ormai, sostenibili, sono inserite in un contesto anche ambientale e sociale in cui ormai sono la loro collocazione e non possono permettersi di perderle. Per chiuso a Udine entra in tal numero dagli stradis e dai borgs che fanno parte di Udine sotto le stelle. Un bel successo da l'amministrazione comunale. Ma è un gran piacere e anche un onore che un altro borgo storico come quello di Borgo Placlus rientra a far parte del nostro progetto di Udine sotto le stelle e quindi è una grandissima opportunità e quindi ringraziare chi hanno organizzato che iniziative capa, perché la prima volta è sempre complicato e l'auspicio, la speranza è che si prosegue dopo che siete in davanti, insomma, in queste iniziative ska. Proprio perché l'anno zero, la prima iniziativa è la più complicata, ma dopo senz'altro altri operatori daranno la loro adesione, quindi un grande in bocca al lupo ai organizzatori. E avete pensato di slargiare ulteriormente sul territorio di Udine? Sì, perché proprio ho tante richieste di slargiare l'iniziativa di Udine sulle stelle e ho sentito anche noi con sburteni in che direzione che perché riteniamo che sia proprio dovuta anche all'emergenza coronavirus, ma va al di là dell'emergenza coronavirus, perché quando arriva in tanti turisti, come che stanno arrivando per fortuna di nuovo, tanti austriaci, grazie anche a piste ciclabili, piste dall'Alpe Adria, e anche questi chiatà di viode che sono in Bostori, vie e soprattutto di chiatà iniziative che possono chiacciare che sono i plasti della nostra regione e quindi beve un buon taglio di vino, quindi io penso che sia una grande opportunità per loro ma anche dal punto di vista turistico per la città di Udine. Chi sta finalmente dopo questo e speriamo che anche per i prossimi anni si in docciunis che saranno ore e niente, io sono positiva. Sì, Nicoletta è amitata tutte le attività. Sì, poi non tutte, ma quasi, dai, io spero sempre che al sede migliore. Ho venuto a pensare che il futuro al sede nostri e che alla fine di anche quel periodo brutto è vonde. Giornate e ore di medaglie per il Friuli Vignese Giulia alle Paralimpiadi di Tokyo, 2 medaglie di bronzo che si dedicate a aeree 50 anni, tagli scorsi di biciclette di Giada Rossi, tal ping pong. Antonio Fantin, che da tempo si allena da nostra regione, ha conquistato l'Aur con tanti record mondiali in 100 metri stil libar. E per usgnot alle dutte si torna a Vio di domani a 8:40 sotto sere. Mandi e a Vio di sì.